i medici sono più di 300 quelli che mancano. La mancanza di medici nelle strutture ospedaliere del Veneto si fa dunque sentire in maniera pesante e le correzioni attualmente in corso col piano sociosanitario regionale in discussione a Palazzo Ferrofini difficilmente potranno risolvere il problema. Con le ristrutturazioni che abbiamo fatto ultimamente diciamo che il numero di medici può anche essere lievemente contenuto, ma non è sempre così. I numeri, ricorda l'assessore veneto alla sanità Luca Coletto, non sono stabiliti dalla Regione ma dal Ministero sulla base di criteri a dir poco obsoleti. Manca però una norma che vada a definire reparto per reparto, letto per letto, quello che è il numero di medici, di infermieri e di OSS. Una volta c'era, adesso io credo che sia opportuno ripristinare questa norma in maniera tale che le regioni che hanno diritto di avere i medici li possano avere. Fondamentale, sostiene l'assessore, sarebbe la possibilità di far entrare i medici in ospedale immediatamente dopo la laurea. Cosa che non avviene adesso. Adesso avviene dopo 4 anni, dopo la specialità, quindi noi abbiamo i medici in reparto invece che a 26 anni a 30-31 anni. È leggermente diverso. La speranza è che la sospirata autonomia del Veneto diventi finalmente una realtà. Perché noi, ai sensi del titolo quinto, abbiamo in mano la gestione della sanità. Quindi dovremmo essere anche titolari di definire il numero dei medici, cosa che ad oggi non avviene.